La sai l'ultima. Due vecchietti si incontrano. Amiche, come stai? E come sto? Come a vecchietto, così, 90 anni, sei avanti. Amiche, ma tu che te mangi al giorno? E che me magno? Una minestrina, un formaggino. Quando mi va bene che mia moglie gli gira bene, una mela grattugiata. È lì che sbagli. Come sbaglio? Sì, perché tu te devi mangiare 2 chili di pane al giorno. 2 chili di pane al giorno? Sì, perché dopo un'indagine hanno scoperto che il farinaceo ti rintosta e te fa ritornare come il ragazzetto di 20 anni. Buono. Michele va davanti all'alimentare, il ragazzetto apre. Asor Michele, buongiorno, che gli diamo oggi? 2 chili di pane. Guardi che poi gli diventa duro. Tutti lo sapevate, eh? Allora, Cenerentola sta dentro a casa e sta a pulire. Chili mi so fatali, guidizza. Mi piacerebbe andare a ballo. Mi hanno lasciato qui a pulire. A un certo punto, la fata. Che vuoi? Vuoi andare a ballo? Pure io, perché non ci posso andare? Guarda, io ti mando al ballo, fammi un accordo, io ti mando al ballo, ma ricordate, Cenere, ricordate che se tu a mezzanotte non stai a casa, da capo a piedi diventi una fetta d'anguria. Ma come? Non ci stanno i topolini, a zucca, questa è un'altra storia. Se a mezzanotte non stai a casa diventi una fetta d'anguria, vabbè, Cenerentola sta andando via, fa da Cenere! Guarda che diventi una fetta d'anguria se a mezzanotte non stai a casa, ho capito! Arriva al ballo, che lì mi so fatali. Entra dentro la sala, il principe, vedi a gnoccolona, ecco. Cominciano a ballare, Cenerentola, e il principe Cenere, a me mi è venuta fame, già c'ha fame questo, arrivano dentro la stanza e il principe si mette a letto, si mette a letto sdraiato, a un certo punto si gira, vicino al tavolino c'è stava tutta frutta, comincia con figo, comincia con uvetta, arancia, a un certo punto piana fetta d'anguria, se la mette davanti, se gira Cenerentola, Cenere, a che ora devi tornare a casa? Ai 2, ai 3, ai 4. Allora c'è una signora che va dall'oculista. Buongiorno dottore, buongiorno signora, prego una visita. Sì, ecco, mi faccio vedere subito. La signora si comincia a spogliare. No signora, guardi, io so un oculista, non so un medico generico, penso che qui ci sia un equivoco. E un attimo che mo te lo spiego, no? Se leva la giacca, se leva la gonnella. Signora, torna a ripetere, io sono un oculista, non sono un medico generico, io visito gli occhi. E un attimo che vai di fretta, mo te lo spiego il problema. Se leva sotto la mutandina, se leva reggiseno e se sdraia sul lettino. Dottore, vieni a mettere qua. E il dottore, signor, io sono oculista ma sto pure in uomo. Non mi provochi, la carne è debole. Tu sto di, vieni a mettere qua. E il dottore si avvicina. La signora Opia se lo butta addosso e cominciano a fare l'amore. La signora, dottor! Ecco, io a sto punto non ci vedo più niente. Allora ci stanno una coppia di spose prima notte di nozze. Riconoscibilissime le 2 coppie. La prima coppia di Roma, Fraciconi, Burini, tutti rattoppati zona Ladispoli underground. La seconda coppia zona benestante, tutti acchittati. Si incontrano fuori dalla stanza dell'albergo le rispettive signore. Riconoscibili anche qui tra di loro perché la signora Burina aveva un asciugamano pieno di toppichi, i sandaloni infradito, camminava tutta così. Invece la signora benestante era avvolta da un asciugamano tutta cotonata, con i ciabattini che la piumetta, pare un cocker. La signora Burina si gira alla signora benestante e gli fa: senta un po', signor, come sta la notte de nozze? Estremamente bene. Ah, capito, mio marito è un uomo dalla grande fantasia sessuale. E a lei? Ma che ne so, io non ci sto a capire niente, non so come m'acchiappa mio marito, io non ci sto a capire niente. Senta signor, per curiosità, ma lei dopo la prima notte delle nozze andrà a visitare qualche paese? Ma certo, io andrò a visitare Parigi. Ah, vedi che fortuna la signora, oh. Mi torga una curiosità, ma come ha fatto a convincere suo marito a farsi portare a Parigi? Le spiego un trucchetto, tesoro. Durante il rapporto sessuale, al culmine dell'amplesso, io guardo mio marito e gli dico: caro, che ne pensi di Parigi? E lui: sì, tesoro, Parigi, Parigi. A Zoticona gli fa: ah, capita signora, grazie del consiglio. Ritorna a stanza tutta ingrifata, apre la porta, trova il marito sul letto, gli si butta sopra e cominciano a fare l'amore. Al culmine dell'amplesso a Zoticona guarda il marito e gli fa: caro, che ne pensi di Rapallo? Rapallo? Rapallo, ma come Rapallo? Ti è sempre piaciuto così? Il faraone egiziano morto in incidente stradale? Sotto un camion. Sì.
Che cos'è il cognac? Il maric della Sorec. Il più abile scultore italiano. O Scarpello. Sì, Oscar Pello, brava. La moglie al marito, caro, ma perché stai a tagliare la coda al cane? Perché stasera vi è tua madre, quindi fa festa nessuno.